Nessun intervento di terze persone nella morte di due anziani trovati mummificati nella loro casa di Villa Primavera. Determinanti per le indagini saranno i risultati sull'autopsia sui corpi. Proseguono le adesioni all'opera di Sparcasse su Civibank, presentata la lista per il nuovo CDA proposta dall'Istituto di Bolzano, che respinge le accuse di tradimento e garantisce piena autonomia alla banca friulana. Con il bancomat aveva riempito portafoglio e guardaroba, ma le telecamere del centro commerciale l'hanno inchiodata. Per questo una bulgara di 46 anni è stata condannata dal Tribunale di Udine. In coda per ottenere cibo e medicinali, 27 famiglie di profughi ucraini ospitate in Friuli da parenti e amici hanno ottenuto un sostegno concreto grazie alla Croce Rossa di Udine, che ha aggiunto una giornata in più per gli aiuti. È una magia di Rocco affermare il ritorno alla vittoria del Charlis Buzzane nella prima partita di Pradolini dopo l'addio di Moras contro il Campo d'Arsego, è finita 1-0. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo con un aggiornamento in relazione alla vicenda dei due anziani i cui corpi mummificati sono stati trovati nel pomeriggio di ieri nella loro abitazione di Villa Primavera. Le prime indagini che si sono concluse nella tarda serata di ieri escludono il coinvolgimento di terze persone in questa vicenda. A questo punto fondamentale per la prosecuzione delle indagini sarà il risultato, l'esito dell'autopsia che sarà effettuata sui due corpi. Sarà l'autopsia a determinare il prosieguo delle indagini sulla morte dei due anziani i cui corpi sono stati trovati mummificati ieri pomeriggio al primo piano della loro casa a Villa Primavera in comune di Campoformido. Al momento comunque gli investigatori hanno escluso il coinvolgimento di terze persone. Stando ai primissimi riscontri medico-legali compiuti nella tarda serata di ieri, le morti risalirebbero a diversi mesi fa, forse settembre-ottobre. Le indicazioni dell'anatomopatologo potranno rispondere alle domande sulle cause e con più precisione a quelle sui tempi dei decessi. In particolare, l'esame autoptico potrebbe chiarire perché la donna, Antonilia Finotto, di 72 anni, è stata trovata a terra in una camera da letto, mentre l'uomo, Paolo Simonetti, di 66 anni, era invece nel soggiorno. Il medico legale potrà poi stabilire quanto tempo è trascorso tra i due decessi. Altri elementi, infine, potrebbero emergere dall'esame dei cellulari della coppia, in primis chi ha contattato i due anziani per ultimo e quando. Ed ora ci occupiamo dell'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank con le adesioni partite l'8 aprile e possibili fino al 6 maggio, un prezzo d'acquisto fissato a 6,50 € per azione più un premio fedeltà sui warrant per gli azionisti storici. Oggi a Udine c'è stata la presentazione della lista per il nuovo CDA Civibank sostenuta da Sparcasse, illustrata dal presidente Brandstetter e dall'amministratore delegato Calabrò. A capo c'è Alberta Gervasio, amministratore delegato di Blue Energy, candidata alla presidenza, con i vice gli avvocati Guglielmo Pelizzo, attuale vicepresidente di Civibank, e Aldo Bulgarelli. Completano la squadra la manager triestina Lidia Glavina, il presidente dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia Antonio Marano, Silvano Chiappo, consulente per i piccoli azionisti dirigenti di Sparcasse, Mario Cappelletti, Luca Cristoforetti e Armin Weinsnegger. Anche il CD uscente di Civibank ha espresso una propria lista che vede a capo la presidente uscente Michela Del Piero. L'assemblea dei soci si riunirà il 29 aprile in prima convocazione e il 25 maggio in seconda. Il messaggio lanciato oggi dai vertici di Sparcasse e dai componenti della lista al CDA è chiaro: garanzie di autonomia, sostegno all'economia del territorio e potenziamento dei servizi. Per il presidente sono incomprensibili le accuse di tradimento. Un'unione che rappresenta un rafforzamento dell'autonomia e non il contrario. Il presidente di Sparcasse, Gerhard Brandstetter, non vuol sentir parlare di stranieri e tradimenti, tanto che l'atteggiamento di chiusura dell'attuale governance di Civibank gli ha lasciato l'amaro in bocca. Noi volevamo parlare di rete, di filiali, di progetti di sviluppo, invece alla fine abbiamo capito che si parlava solo di governance, direi di poltrone, e questo amareggia molto, perché quello che conta è la sostanza operativa, direi industriale, aziendale dell'azienda Civibank.
Lo straniero che viene mi sembra un concetto offensivo, perché noi veniamo da autonomisti verso autonomisti e dare del traditore a noi o ad altri mi sembra pericoloso, contraddittorio, un autogol, perché un anno fa questi azionisti hanno permesso di portare in porto l'aumento di capitale, di sostenere la banca, perché sennò oggi non ci sarebbe più, non saremmo qui a parlare di questa banca. A garantire la continuità nel rinnovamento è Guglielmo Pellizzo, nipote di Lorenzo Pellizzo, che guidò la banca di Cividale per 40 anni. Non è un voltare pagina, è una continuità. In questa condizione abbiamo la possibilità di avere un partner che, ripeto, è di dimensioni sensibilmente superiori, ma non eccessivamente superiori al nostro istituto, e che ha obiettivi comuni proprio per consentirci di mantenere quella autonomia sostenibile che tutti auspichiamo. I vertici di Sparcasse questa mattina a Udine hanno incontrato anche il sindaco Pietro Fontanini, che ha chiesto rassicurazioni sulle garanzie e rassicurazioni per quanto riguarda gli interessi del territorio. Un incontro di cortesia, perché il sindaco non ha nessuna competenza e nemmeno il Consiglio Comunale di Udine su questa operazione che riguarda 2 banche. Ho voluto incontrare gli esponenti della Sparcasse di Bolzano per sentire qual erano le loro posizioni in merito a questa operazione. Preoccupato per l'autonomia dell'ultima banca totalmente friulana. Mi hanno assicurato che non ci sarà nessuna privazione di un contatto col territorio da parte del futuro della Sparcasse. Civibank resterà con la sua sigla, con il suo marchio, opererà ancora in questo territorio, solo che non avrà l'ambito Friuli e Veneto, ma avrà tutto il nord-est e magari anche la Slovenia e altri paesi che sono fuori dal territorio italiano. Quindi io la ritengo un'operazione corretta e penso che questo sia un futuro interessante anche per gli azionisti di Civibank e soprattutto gli operatori economici che sappiamo hanno bisogno delle banche perché sono importanti per finanziare le opere e gli investimenti. A intervenire sull'OPA è anche Salvatore Spitaleri del Partito Democratico. Ora l'operazione Sparcasse Civibank, dice, è sostenuta anche dal sindaco leghista Fontanini, una posizione perfettamente in linea con il solenne enunciato del presidente Fedriga e del suo vice Riccardi, secondo cui la politica resta fuori da queste operazioni. Spitaleri rimane perplesso. Friulia, gestita dalla leghista Seganti, approva l'operazione di acquisizione senza se e senza ma, e nella lista del CDA proposta dalla Sparcasse c'è il presidente di Trieste Airport, con l'evidente nulla osta dell'assessora leghista Zilli, e in provincia di Bolzano la Lega è al governo. A mettere le cose in fila, conclude l'esponente Dem, viene l'idea che ci siano patti e accordi che i cittadini del Friuli Venezia Giulia e gli azionisti non è necessario conoscano. E sulla vicenda dell'OPA su Civibank, questa sera a partire dalle 21 nel corso della trasmissione Economai FVG, i vertici di Sparcasse presenti in studio spiegheranno le strategie future e le conseguenze dell'operazione per il Friuli, oltre alle ricadute per azionisti, clienti e dipendenti. Si dà alle spese pazze con il bancomat rubato, ma le telecamere la inchiodano. La donna, una cittadina bulgara, è stata condannata dal Tribunale di Udine. Con il bancomat rubato ha riempito portafogli e guardaroba, ma non ha fatto i conti con le telecamere del Palmanova Outlet Village, che hanno ripreso tutti i suoi spostamenti. Per questo una donna bulgara di 46 anni è stata condannata a 2 anni e 5 mesi di reclusione dal giudice Paolo Milocco del Tribunale di Udine. Il bancomat lo aveva trovato assieme al PIN nel portafogli di una donna che aveva borseggiato con l'aiuto di una complice nell'outlet a febbraio 2020. 2 giorni dopo era tornata con l'amica nel centro commerciale. Prima le due hanno preso 1.000 euro con 4 prelievi al bancomat. Poi si sono subito date allo shopping, acquistando in poche decine di minuti indumenti, borse e scarpe di marca in 2 negozi per un valore superiore ai 1.300 euro. Infine, per non farsi mancare nulla, la condannata si è recata a Monrupino, dove ha comperato uno smartphone rubato 10 giorni prima in provincia di Milano. Le forze dell'ordine l'hanno arrestata poco prima che lasciasse l'Italia.
2 gruppi di escursionisti sono rimasti bloccati praticamente in contemporanea in 2 diverse zone della montagna friulana. Il primo, proveniente da Pradamano, si è trovato in difficoltà nella zona di Taipana a causa della neve. I 3 sono stati recuperati dai soccorritori del soccorso alpino con l'aiuto dell'elicottero della protezione civile. L'altra richiesta di soccorso è partita da Erto, dove 2 escursionisti austriaci, dopo aver attraversato una zona pericolosa, non riuscivano a tornare indietro. Questi sono stati recuperati da una squadra della Valcellina che li ha raggiunti a piedi e riaccompagnati a valle. Stanno procedendo in maniera spedita le operazioni di recupero delle parti del braccio dell'autogru caduto lunedì mattina a Pordenone. In via Planton, dove lunedì mattina è stata sfiorata la tragedia dopo che il braccio di un autogru è crollato tra 2 case, presto si tornerà alla normalità. Nella giornata odierna, salvo imprevisti, la strada sarà nuovamente aperta al traffico. Ieri e oggi stiamo dando assistenza su delega della Procura per sovrintendere alle operazioni di smontaggio dell'autogru e del braccio della gru edile, rimasti coinvolti nell'incidente, per garantire che siano effettuate in condizioni di sicurezza. Ieri è stato recuperato, ieri e nelle prime fasi della mattina è stata recuperata l'autogru, che è già stata spostata dal luogo dell'incidente. Adesso in successione si provvederà al recupero del braccio gru, allo smontaggio, dopodiché verrà smontato la torre della gru edile e riaperta la strada al traffico. Un incidente che, come ricordato da Tancon, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Colpito il fatto comunque che nel mare, diciamo nell'evento, che non si sia fatto male a nessuno. Questa è stata una gran fortuna, perché dall'evento poteva veramente succedere una tragedia, come lo dimostrano i fatti di Torino di qualche mese fa. Mattinata di passione per i commercianti della zona di Piazzetta Marconi a Udine, con l'interruzione programmata della fornitura d'acqua. Vediamo com'è andata. Chi ha scelto di chiudere per precauzione, chi ha invece deciso di aprire serrande e tavolini dopo le 18 e chi si era preparato da ieri con secchi pieni e bottiglie. Ma coloro che temevano una chiusura prolungata dei rubinetti hanno dovuto attendere fino all'1 del pomeriggio, quando nella zona tra Via Gemona e Piazzetta Marconi l'acqua ha ricominciato a scorrere. In alcune zone a singhiozzo, in altre come se il problema non ci fosse mai stato. L'intervento del CAFC nel cantiere davanti alla biblioteca di Udine si è concluso in una giornata, permettendo a tutti di tornare alle quotidiane attività. Abbiamo iniziato a fare le cosiddette pulizie di primavera. Abbiamo conservato dei secchi d'acqua ieri e di conseguenza ci siamo dedicati a quelle pulizie che magari più approfondite giornalmente non riusciamo a fare. A parte il malumore del mattino appena arrivato qui, che erano più o meno le 7:30, ritrovarsi ancora con l'acqua era un po' strano, vista la premessa. Poi invece alle 9 puntualmente, 9:05 è scomparsa. Ci eravamo preparati ovviamente con delle scorte e invece improvvisamente circa 40 minuti fa è venuto uno dei responsabili e ha detto: vi abbiamo riaperto parzialmente l'acqua al fine che possiate continuare la vostra attività. Il cantiere di Piazzetta Marconi potrà quindi proseguire il proprio iter che ad un mese esatto dalla sua apertura ha già superato il suo primo piccolo intoppo. È arrivata la scorsa notte la decisione del Consiglio di Stato sul caso del Contarena di Udine, accordando la sospensiva del provvedimento di chiusura. Il locale potrà rimanere aperto almeno fino al 31 maggio, quando il massimo giudice amministrativo si pronuncerà sul futuro del locale. Ma ad oggi i clienti hanno potuto tornare ai loro classici caffè e aperitivi. Guardi, questo è il punto di riferimento, è sempre stato. I miei nonni a pranzo sempre qui e pranzavano qui. È arrivata nel cuore della notte la decisione del Consiglio di Stato. Il Contarena può riaprire le sue porte. E così ha fatto Spritz Time, società che gestisce il centralissimo locale di Udine, in piena battaglia legale con il comune, riaccogliendo i propri clienti. Una battaglia che non si fermerà neanche il 31 maggio, quando il Consiglio di Stato si pronuncerà sul prolungamento o sull'interruzione della sospensiva e quindi sulla chiusura del locale. Noi quando siamo entrati ci siamo caricati del debito della gestione precedente, che era circa 300.000 euro. Avevamo iniziato comunque a pagare tutte le varie cose, noi siamo stati in regola con gli affitti fino a febbraio 2020. Quando poi è cominciato un periodo non certo facile per un'attività di questo tipo. Esattamente, anche perché comunque poi noi eravamo già fuori di tanti soldi che avevamo dovuto spendere per mandare avanti il locale, perché comunque
È un locale che ha un'attrezzatura del 91, mi pare che sia stato fatto l'ultimo rinnovo, quindi come si può ben sapere, logicamente un locale con un tasso d'usura importante non può andare avanti con 30 anni, per 30 anni su questa cosa qua. Noi siamo sempre stati pronti a trovare un accordo o comunque a collaborare, perché comunque loro ci hanno sempre visti come la controparte. In verità noi siamo partner, noi stiamo cercando di dare un servizio alla città di Udine. Noi siamo qui pronti per chiunque voglia vedere, perché le nostre sono tutte prove documentali, quindi di conseguenza chiunque voglia vedere, noi siamo trasparenti, spiegheremo a tutti quello che è, offriremo un caffè e poi avranno la loro idea. Ed ora ci occupiamo dei cittadini ucraini giunti nella nostra regione, non solo accoglienza ma anche integrazione a partire dal lavoro e dalla scuola. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga guarda con un po' di timore a settembre, è difficile calcolare gli arrivi, dice, per la scuola il banco di prova sarà dopo le ferie estive. Scuola e lavoro per i profughi che fuggono dall'Ucraina, la regione sta vagliando le soluzioni migliori. Chi scappa dalla guerra e ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia sta chiedendo di potersi integrare, sognando magari un futuro lontano da bombe e fucili. Allo stato attuale noi stiamo facendo ancora lo screening dettagliato delle reali presenze, perché è un'immigrazione molto particolare, rifugiati che principalmente anche in Friuli Venezia Giulia trovano alloggi privati, quindi in casa di parenti, amici o conoscenti, e quindi sono al di fuori della classica accoglienza pubblica. Quindi questo è ovviamente un vantaggio per la grande generosità dei nostri cittadini che mettono a disposizione se stessi e la propria casa o le proprie case a disposizione dei profughi ucraini. Se per il lavoro sembra non esserci particolari difficoltà, il banco di prove è rappresentato dalla scuola, non tanto adesso quanto a settembre. Nel mentre abbiamo anche organizzazioni che partono dal territorio dell'Ucraina che fanno didattica a distanza per dare prosecuzione nella loro lingua madre e nei loro programmi ovviamente del loro paese a questi studenti. Quindi la difficoltà in questo momento è il raccordo e il comprendere realmente i numeri, principalmente a livello nazionale. Questo stiamo facendo un lavoro importante tra più ministeri e anche con la conferenza delle regioni per riuscire a dare una risposta importante. È chiaro che principalmente la grande sfida guarda a settembre per quanto riguarda la scuola. E intanto diventa realtà il progetto di Confcommercio Lignano di coinvolgere i profughi ucraini in arrivo in regione in attività lavorative nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Il Comune di Lignano ha infatti stretto un'intesa con l'associazione di categoria e condiviso il modus operandi. Si è deciso di realizzare un modulo da distribuire alle famiglie ucraine del territorio con la possibilità di usarlo anche come modello per altri comuni per illustrare eventuali professionalità maturate in patria e per candidarsi per un posto di lavoro. Il fenomeno della carenza di personale ci preoccupa da tempo, commenta il presidente mandamentale di Confcommercio Lignano Enrico Guerin, ma questa iniziativa ha soprattutto un valore sociale con il coinvolgimento di persone così duramente colpite e costrette alla fuga dai tragici avvenimenti in corso. Si chiama Valeria, è nata stanotte all'ospedale di Monfalcone, la sua mamma è Diana, ucraina, scappata dalla guerra proprio per garantire un futuro alla creatura che aveva in grembo e accolta un mese fa a Ruda. A dare notizia del lieto evento è stato il sindaco della località friulana, Franco Lenarduzzi. Diana, assieme ad altre 2 mamme e a 5 bambini, sono arrivati a Ruda l'11 marzo, provengono da Ternopil, sono arrivate in Friuli dopo un viaggio in pullman durato 56 ore e dopo aver trascorso un giorno in un campo profughi di confine. Delle donne, 2 sono figlie e una nipote di Alessia, signora ucraina che per 20 anni ha lavorato tra Ruda e Perteole come badante e che ora risiede ad Aquileia. In questi scatti vediamo Diana stringere la sua Valeria, nata di 3 kg e 440 grammi, lunga 50 centimetri. Diana e le altre mamme con i loro bimbi, ha fatto sapere il sindaco, sono stati accolti a Ruda dalla signora Danila Troncon nella casa di famiglia, rimasta vuota dopo la scomparsa della madre, di cui la signora Alessia era badante. Lenarduzzi fa sapere che la neomamma è seguita e assistita in ospedale dal personale che comunica con lei in inglese. Croce Rossa Italiana e Questura hanno subito fornito tessera sanitaria e permesso di soggiorno, così da alleggerire l'iter burocratico. Diana, commossa per l'affetto ricevuto, ha voluto subito ringraziare tutta Ruda per il sostegno ricevuto durante il mese
mese trascorso in paese, in particolare la signora Danila per la generosità dimostrata. Non dimenticherò mai le tue buone azioni, ha detto la giovane mamma. Grazie a Dio che ti ha dato a me. Restiamo in tema, ma ci spostiamo a Udine. Famiglie ucraine in coda nella sede del comitato di Udine della Croce Rossa questa sera per ottenere cibo e medicinali, un sostegno concreto per famiglie numerose ospitate in Friuli da parenti ed amici. E la Croce Rossa ha aggiunto una giornata in più da dedicare a questo tipo di aiuto e supporto. La macchina della solidarietà non si ferma e siamo oggi nella sede di Udine della Croce Rossa Italiana, il comitato di Udine, assieme a Andrea Spinato. Perché? Perché avete aperto eccezionalmente questa serata del giovedì per aiutare le famiglie ucraine presenti qui. Sì, abbiamo avuto nelle ultime settimane un aumento esponenziale di richieste di aiuto e Croce Rossa Udine ha quindi deciso di dedicare una giornata della settimana all'erogazione di questi aiuti, che vanno da generi alimentari, generi di prima necessità, a medicinali piuttosto che alimenti per l'infanzia, alimenti per i bambini. Quante richieste avete avuto e quante sono le famiglie oggi qui presenti o che arriveranno? Noi aiutiamo circa una trentina di famiglie al mese e ad oggi abbiamo aiutato oltre 200 persone. Nuclei familiari più numerosi, quelli che arrivano dall'Ucraina? Sì, sono nuclei familiari sicuramente numerosi, composti prevalentemente da bambini e donne, dove la media è di circa 5-6 persone a nucleo. In controtendenza rispetto al resto della regione e dell'Italia, a Trieste crescono i contagi da Covid, più 7,8% nell'ultima settimana, lo dice l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe. A livello nazionale casi in discesa nell'ultima settimana del 6,5%, in calo nella nostra regione dell'1,6%, un dato appunto che risente dell'andamento dell'epidemia a Trieste. Il presidente della Fondazione Gimbe, Cartabellotta, in vista delle festività pasquali invita ad evitare assembramenti e sottolinea quanto sia importante indossare la mascherina al chiuso. E oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1229 nuovi contagi da Covid, 381 attraverso tamponi molecolari, 848 con i test antigenici rapidi. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso con Covid, si tratta di una donna di 95 anni di Monfalcone, morta in casa di riposo. 3 le persone ricoverate in terapia intensiva, negli altri reparti sono 150 i pazienti, 24.567 i corregionali attualmente in isolamento. La Giunta regionale ha approvato oggi 3 diversi documenti, novità importanti per INSIEL, con nuove assunzioni di personale e progetti dedicati ai giovani sul fronte della legalità. Vediamo. Sono previste assunzioni in INSIEL. La società informatica in-house della regione ha ricevuto il via libera al piano del fabbisogno di risorse umane per l'anno 2022, con la possibilità di sostituire gli 86 dipendenti che sono andati in pensione. L'assessore ai servizi generali Sebastiano Callari ha specificato che sono assunzioni necessarie in numerosi settori di competenza regionale. I tecnici, ha spiegato, saranno assunti a seguito di una procedura di selezione per laureati e o diplomati già in possesso, preferibilmente di un'esperienza lavorativa di almeno 24 mesi. Su proposta dell'assessore al lavoro Alessia Rosoren è stato prorogato dal 30 giugno al 30 settembre il termine per i comuni per presentare il progetto Cantieri di lavoro. La decisione, conferma Rosoren, è stata assunta in virtù delle criticità causate dall'emergenza Covid e anche da alcune difficoltà interpretative determinate dalla complessità della normativa adottata, come ad esempio quella che fa riferimento alla certificazione verde. Infine, su proposta dell'assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti è stato approvato il bando da 10.000 euro per la concessione di contributi per la realizzazione di attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e per la promozione della cultura e della legalità. Si tratta di risorse destinate a progetti realizzati dai più giovani. La Giunta Comunale di Udine ha approvato un intervento da 150.000 euro per un cantiere che coinvolgerà Sala Iace, cuore di Palazzo d'Aronco. Il cuore di Palazzo d'Aronco si prepara a cambiare volto. Sala Iace, uno dei saloni di rappresentanza della sede del municipio di Udine, grazie a un intervento da 150.000 euro, presto si avvicinerà alla visione che l'architetto, padre del palazzo, ne aveva nel momento della costruzione. Una sala funzionale ed accessibile che possa essere casa non solo di conferenze ed eventi, ma anche di concerti.
Sì, è una sala molto importante storicamente, è stata per molti decenni utilizzata in un certo modo, con degli arredi fatti all'epoca. Abbiamo intenzione, anzi andremo a sostituire una parte dell'arredo e anche altro per poter ospitare al suo interno anche eventuali concerti o manifestazioni o convegni di un certo tipo. Assieme alla sovrintendenza è stata anche presa in considerazione proprio l'insieme del progetto e quindi condiviso. Il bancone, come vi dicevo, viene più basso, rimovibile nel caso che si possano fare degli eventi, dello schermo che attualmente rimane fisso ed è fisso con tutta la sua altezza, viene sostituito con un meccanismo meccanico proprio che dal basso si alza verso l'alto e automaticamente una volta espletato il suo lavoro viene ribassato e va a scomparire. È stato nominato il nuovo CDA della GIT di Grado, sarà composto da 2 tecnici e un presidente. Roberto Marin, nella fattispecie già sindaco di Grado. La GIT ha approvato un bilancio con un utile di 850.000 euro. La GIT di Grado ha chiuso oggi il bilancio con un utile di 850.000 euro dopo un periodo di gravi incertezze dettate dalla pandemia. Nell'incontro è stato nominato anche il nuovo CDA, il cui presidente sarà Roberto Marin. Oggi quindi il commiato anche dell'amministratore unico Alessandro Lovato. La Regione Friuli Venezia Giulia per un turismo e il Comune di Grado hanno deciso di passare a un consiglio di amministrazione che vede la presenza di persone tecniche per rafforzare la squadra, una squadra che ha già funzionato prima, perché insomma non dimentichiamoci che poi anche c'è tutto il team, al di là dell'amministratore unico, c'è tutto il team della GIT che ha lavorato benissimo. Cosa pensa di questi cambiamenti? Lo trovo corretto in quanto è stato fortunatamente giusto essere soli in un momento in cui dovevi prendere decisioni sul momento, proprio perché nel periodo del Covid la parola programmazione è stata inesistente. Verrà un nuovo presidente. Lei che cosa dice a tutte queste polemiche? Le polemiche mi toccano veramente poco perché ho bisogno di un momento di pausa e ho bisogno di fare un'estate da turista a Grado, o almeno spero di poter fare anche il turista, perché per fortuna anche l'attività imprenditoriale qua a Grado è piuttosto impegnativa, proprio perché il turismo è ripartito alla grande. E sono arrivati i primi dati sulle azioni portate in adesione sull'OPA di Sparcasse, su Civibank. Vi abbiamo dato notizia nel corso del telegiornale della presentazione della lista per il nuovo CDA proposto dall'Istituto di Bolzano nel pomeriggio a Udine. Una nota di poco fa della Cassa di risparmio di Bolzano fa sapere che in data odierna le azioni portate in adesione rappresentano il 18,5% del capitale sociale di Civibank. Si precisa che al momento non è possibile distinguere tra le adesioni all'offerta sulle azioni pervenute in forza degli impegni ad aderire e quelle pervenute dalla generalità degli azionisti. Sulla base delle informazioni in possesso, precisa Sparcasse, ci risultano non essere state inserite tutte le preadesioni. La riserva naturale del lago di Cornino ha presentato il programma degli eventi promozionali previsti per il 2022. Dalla scoperta del maestoso grifone alle visite guidate alle attività ludiche per bambini. Questo e molto altro nel programma di eventi del 2022 che la cooperativa Pavese di Forgare del Friuli ha sviluppato per promuovere una tra le più suggestive risorse naturalistiche regionali come la riserva del lago di Cornino. Sarà il calendario più ricco di sempre nell'anno di ripartenza per antonomasia. Il calendario si snoda attraverso eventi, 2-3 eventi al mese, con eventi anche nuovi e particolari dedicati ai lupi, alla geologia, e poi con dei concerti in riserva sulle note della natura, e poi tutti quelli che sono anche gli eventi classici, per spaziare poi anche su eventi per bambini e famiglie, che così possono comprendere e capire meglio quelle che sono le peculiarità della nostra riserva. La riserva è sì una riserva naturale regionale che gestiamo per conto delle regioni, assieme anche ai finanziamenti della regione per la reintroduzione del progetto del grifone e il mantenimento di questo, ma è anche un'area che veramente è atta a far vivere alle persone a 360
pagherà della naturalità e la conoscenza della natura. È un finanziamento che storicamente dà sostegno a queste attività che poi si traducono in una forte attrattiva anche dal punto di vista turistico, con quel turismo sostenibile che è proprio di queste aree. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo il notiziario sportivo, in primo piano le ultime che arrivano dal mondo dei dilettanti e naturalmente le novità anche in casa udinese, subito dopo le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata su Telefriuli, arrivederci.